Ciao a tutti, buonasera. Questa sera facciamo una ricetta velocissima. Facciamo ricette che potete avere tutti in casa, che costano poco e veloci. Semplicissimo. Intanto ho messo a scaldare precedentemente della polenta. Sulla bistecchiera ho messo un pezzo di carta forno, così dopo fate prima a pulirla. Dopodiché abbiamo delle fettine di maiale, costano poco, del burro piccolino, in modo che se non siete tanti in famiglia io consiglio di prendere questo burro qua, così avete meno spreco. Pentola calda, facciamo sciogliere il burro, un pizzico di sale, pizzico di pepe, sentite già il rumore del burro che si sta sciogliendo. Facciamo un passaggio velocissimo nella farina delle nostre scaloppine al limone che andremo a fare questa sera. Ovviamente siamo a casa e stiamo a casa in questo momento difficile, che speriamo, come ripeto, finisca il prima possibile. Ok, una volta passate nella farina andiamo ad adagiare sulla nostra padella col burro caldo, facciamo rosolare per un minuto, una ricetta velocissima. 5 minuti sarà tutto pronto e potete mangiare. Facciamo rosolare, alziamo la fiamma, sale e pepe l'abbiamo già messo, quindi siamo a posto. Adesso le facciamo rosolare prima da un lato, poi dall'altro. Tanto sono fettine sottili, sono fettine che sono state battute, vedete che hanno già preso colore, quindi veramente sarà un piatto buono, veloce, che possono mangiare i bambini, che possono mangiare tutti. Appena le giriamo, le sfumiamo con un goccio di vino bianco, fiamma alta, dopodiché ci spremiamo del limone abbondante, in questo caso sono 7 fettine, diciamo in 2, metto un limone. Una volta spremuto il limone, se avete un passino meglio, così non vi cadono i semi dentro, se no li togliete dopo. Qui potrebbe stare anche dell'origano, ingredienti semplici che abbiamo tutti a casa. Aggiungo anche un goccino d'acqua. Perfetto, abbassate la fiamma, lasciate andare per 5, 6, 7 minuti, dipende dallo spessore della fettina. Se avete un coperchio meglio, finché si tira la salsa e il piatto è pronto. Facilissimo e potete fare tutti a casa. Ciao, grazie!